Negli ultimi 4 anni gli incidenti stradali in provincia di Belluno sono stati oltre 1 migliaio e il 30% di questi ha coinvolto ragazzi di età compresa fra i 18 e i 25 anni. Distrazione, sballo, scarsa consapevolezza di comportamenti scorretti alla guida che diventano sfregio alla vita. Le immagini della tragedia del 1° settembre alle porte di Belluno in cui morì il 19enne Cristian Gabriele Palazzolo e rimasero gravemente feriti gli altri 4 amici a bordo di una 500 sono rimaste impresse nella memoria collettiva. Il sindaco di Longarone allora disse: questa tragedia deve almeno insegnare ad andare piano in macchina e come un mantra questo invito ora si traduce in azione. Rotary, ULS 1 Dolomiti e Ufficio Scolastico Provinciale hanno approntato un progetto che coinvolgerà tutti gli studenti delle classi quinte degli istituti superiori della provincia. Notiamo che c'è anche da parte dei ragazzi spesso e volentieri una disattenzione sulle più basilari condizioni per avere una sicurezza. Quindi cultura alla guida sicura. Corsi di guida sicura, teoria in classe nei mesi di gennaio e febbraio, pratica tra febbraio e marzo con un istruttore d'eccellenza, il pilota professionista Andrea Fontana. L'esperienza maturata in questi anni da pilota e comunque in veste di istruttore mi ha dato l'opportunità di imparare molto e comunque di capire come sia importante, come ci sia l'esigenza di formare adeguatamente chiunque si metta al volante di un'autovettura. Ruolo fondamentale nel progetto, patrocinato dalla provincia, l'avranno gli esperti dell'ULS 1 Dolomiti. Grande attenzione rispetto alla cultura diciamo così, dell'attenzione verso il bere, nell'attenzione verso l'assunzione anche di sostanze, tutti elementi che naturalmente vanno contro un salutare stile di vita, no? E a maggior ragione quando si è alla guida.